è uccisa in Spagna la 23enne di San Giorgio delle Pertiche Federica Squarise. Tra un anno il gordo sarà libero, ma si è già rifatto una vita. Lo shock del paese, famiglia devastata da quel lutto, ricorda illegale dei genitori. Litiga con il fratello e lo accoltella. È successo a Dorgiano, nel Vicentino, dove un 41enne è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato e accusato di tentato omicidio. Paura nella notte nell'area di Sosta Calstorta Nord in A4, spari in aria per intimidire un 35enne, poi la fuga dei banditi a bordo della Golf dell'uomo, indagine della squadra mobile. Inchiesta Palude, slittata al 16 maggio la decisione del giudice sulla congruità del patteggiamento per le accuse di corruzione dell'ex assessore Boraso, scontro sulle costituzioni di parte civile. Mitteni, dibattimento alle battute finali, oggi la requisitoria del PM, la procura di Vicenza ha chiesto pene fino a 17 anni per gli imputati del processo FAS. Sasso lanciato da un 13enne contro il parabrezza di un'auto in corsa a Paese dove viaggiavano papà e due figlie. I genitori del bullo chiamano e si scusano, pagheranno i danni. Il cavallo colossale di Antonio Canova dopo 50 anni esce finalmente dai magazzini del Museo Civico di Bassano per un importante intervento di restauro che lo riporterà al suo antico splendore. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca, con quanto era accaduto nel Padovano, il lutto, il dolore che non si è mai sopito, quello per la morte di Federica Squarise. Si riapre la ferita, chi l'ha uccisa tra pochi mesi sarà un uomo libero. Il 30 giugno 2008 la tragedia. Federica Squarise, in vacanza in Spagna, fu uccisa da Víctor Díaz Silva, uruguaiano, detto il Gordo, che fu condannato a 17 anni e 9 mesi di prigione. Tra un anno, nel marzo del 2026, sarà un uomo libero. In pratica, però, si è già rifatto una vita grazie alle norme della legislazione iberica che gli hanno consentito di vivere stabilmente fuori dal carcere. Una notizia che riapre la ferita nella famiglia di San Giorgio delle Pertiche, ancora provata dal dolore. L'avvocato Pardo, all'epoca, prese l'auto e viaggiò tutta la notte fino a Barcellona per seguire la prima fase delle indagini fino all'arresto del Gordo. Nessuna pena potrebbe mai restituire Federica ai suoi genitori, ai suoi cari, ai suoi fratelli e sorelle, eccetera. Quindi non andiamo a valutare l'entità della pena, ma gli effetti che la pena ha avuto su questa famiglia. E io posso testimoniare che è stata una pena distruggente. La notizia dell'ormai imminente riabilitazione dell'uomo che tolse la vita a Federica colpisce la comunità di San Giorgio delle Pertiche. Questa notizia ha scosso molte memorie di tanti cittadini che ricordano bene, come se fosse successa ieri, la vicenda di Federica. Una notizia come questa va in controtendenza in un momento in cui la ferita purtroppo è ancora aperta e fa fatica a immaginarsi. Da un punto di vista tecnico, comunque, l'Italia non è poi così diversa dalla Spagna. Perché anche qua in Italia, sebbene uno sia condannato all'ergastolo, per esempio, dopo 20 anni può ottenere di essere ammesso al beneficio dell'istituto della semilibertà. Non ci possiamo meravigliare da un punto di vista tecnico che questo signore abbia avuto in 16 anni, 9 mesi, o saranno 17-18 anni di carcere che farà, che ha avuto la possibilità di riabilitarsi. Non possiamo incidere su questo punto di vista. Quello che resta, sempre ripeto, è il dolore di una famiglia che ha perso una figlia e di fronte a questo bisogna solo togliersi il cappello e pregare in santa pace. Il sindaco, coetaneo e amico di Federica, si fa portavoce dei suoi cittadini. Una vita di una giovane donna strappata così meritava un po' più di certezza della pena e soprattutto probabilmente una condanna un po' più severa. Ecco. Non è purtroppo nella legislazione del nostro Stato, quindi poco c'è da fare, però ecco, resta molta amarezza. Spostiamo nel Vicentino, ad Orgiano per l'esattezza, dove una lite furiosa degenera in violenza, tutto si tinge di buio, c'è una lite tra due fratelli di 41 e 44 anni, gli animi si scalano, la tensione tra i due sfocia in un'aggressione, il più giovane impugna un coltello da cucina e colpisce il fratello alla mano destra provocandogli una profonda ferita. I carabinieri di Sossano con il supporto della stazione di Campiglia dei
dei Berici intervengono dopo poco e arrestano in flagranza di reato il 41enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali dolose aggravate dall'uso di un'arma. Il fratello ferito è stato ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Fortunatamente non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Giallo per quanto accaduto in A4 nell'autogrill di Cessalto in direzione Venezia, prima gli spari, poi il furto di un'auto ed è giallo. Prima hanno sparato 2 colpi in aria, poi travisati si sono impossessati della Golf bianca di un 35enne italiano che immediatamente ha lanciato l'allarme. Scene da Far West ancora avvolte nel mistero, quelle che si sono registrate nella notte tra martedì e mercoledì all'esterno dell'autogrill Calstorta Nord, tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, direzione Venezia, pieno tratto maledetto della 4. Stando al racconto della vittima, i 2 banditi che si erano nascosti dietro ad alcuni tir posteggiati lo avrebbero raggiunto mentre stava salendo in macchina, intimidendolo con 2 colpi di pistola. Terrorizzato, il giovane uomo avrebbe lasciato loro la Golf, al cui interno c'erano cellulare, portafogli ed effetti personali. Sul posto la polizia stradale di San Donà, alla quale è poi subentrata per competenza la squadra mobile di Treviso. Si indaga a 360 gradi. Quella che di primo acchito sembra di fatto una rapina impropria potrebbe nascondere un regolamento di conti o comunque qualcosa di poco chiaro. Forse il 35enne, che non ha precedenti, era nel mirino della banda. Se a Calstorta Nord, dove è accaduto il fatto, la consegna è quella del silenzio, i dirimpettai di Calstorta Sud, l'area di servizio in direzione Trieste, sono stupiti. Questa è una novità per me. Diciamo che magari furti, furtarelli e così via, ma... Sì, ma quelli sono sempre all'ordine del giorno e la gente che si ferma lo sa. E quindi la polizia è già sul pezzo e quindi viaggia e viene sempre a controllare. L'area è sorvegliata, abbiamo anche la polizia che abitualmente ci fa visite, diciamo così, nel senso di controllo, per quello è abbastanza tranquilla la cosa, ecco. Quindi insomma questo fatto non è la norma, diciamo, anzi è un fatto straordinario. Non è la norma, per fortuna. La Golf del 35enne è stata ritrovata dopo alcune ore a Noventa di Piave, non è stata utilizzata per commettere altri reati. Anche questo un elemento, senza considerare che la via di fuga dei raid ladreschi è solitamente quella opposta, verso il confine, acquisite le immagini della videosorveglianza. Molto probabilmente sì, è conosciuta purtroppo anche per questo, per l'abbandono di minori, è successo in passato, fenomeni violenti, e purtroppo sappiamo quando c'è un grande passaggio di persone e verso il confine purtroppo ci siamo abituati e sembra che questa sia la normalità, invece non dovrebbe essere così. Inchiesta Palude, slitta al 16 maggio il patteggiamento anche per l'ex assessore Renato Boraso. Inchiesta Palude con quelle che si pensava fossero ore decisive attorno all'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, con la richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato Umberto Pauro, rinviata invece al 16 maggio la decisione del giudice per le udienze preliminari Carlotta Franceschetti, chiamata a giudicare se i 3 anni e 10 mesi di reclusione con la restituzione di 400.000 euro patteggiati dall'avvocato difensore Pauro con il pubblico ministero Federica Baccaglini e Roberto Terzo siano o meno congrui. Con Boraso sono 3 gli imprenditori i cui legali hanno raggiunto un accordo con la procura sulla pena e sulla quale dovrà esprimersi la GUP Franceschetti, 3 anni e 10 mesi. Sarà lei a decidere dunque se accogliere o meno le richieste o andare a processo, che era già stato fissato per il prossimo marzo. Non si è ancora deciso dunque per i patteggiamenti, bisogna attendere fino a maggio. Il GUP ha comunque accolto quanti si sono costituiti parte civile, tra i quali il Comune di Venezia, che ritiene di essere stato danneggiato, e così anche la Città Metropolitana di Venezia e la CGIL di Venezia. A Vicenza invece il processo per Fasso ormai alle battute finali.
121 anni e 6 mesi di reclusione in totale, 9 condanne con pene dai 4 ai 17 anni e mezzo, 6 le assoluzioni. È quanto chiesto dal pubblico ministero nei confronti dei 15 imputati, tra loro ex manager e amministratori che si sono succeduti negli anni ai vertici della società per il processo Miteni, azienda di Trissino, per la contaminazione da PFAS. I reati contestati a vario titolo andrebbero da avvelenamento delle acque a disastro ambientale innominato alla gestione dei rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, ai reati fallimentari. Le condanne richieste sono molto pesanti, ma d'altronde sono commisurate all'entità dei reati che sono stati imputati, quindi non siamo stupiti di questo. Abbiamo preso atto che ci sono anche delle richieste di assoluzioni, adesso ovviamente noi dovremo prenderci il nostro tempo per valutare se accodarci a questa conclusione oppure sostenere conclusioni diverse, però insomma possiamo dire di essere soddisfatti. Insomma è il risultato di un lungo lavoro delle parti civili, del pubblico ministero, di chi ha condotto le indagini, della polizia giudiziaria, dei carabinieri del NOE, quindi insomma direi che siamo giunti a questo risultato grazie al lavoro di moltissime persone. Non è ancora finita però. Processo che dura da circa 4 anni, in cui si sono susseguite oltre 130 udienze con decine di testimoni e consulenti. Oggi la requisitoria dei pubblici ministeri. Dalla prossima settimana inizieranno le arringhe degli avvocati delle parti civili. Sarà la volta poi delle arringhe degli avvocati degli imputati. Sentenza attesa per primavera inoltrata. Processo seguito passo dopo passo da associazioni, sindacati, vari soggetti del territorio interessati dalle tematiche di salute e ambiente. Noi abbiamo fiducia nella sentenza giusta che sia fatta secondo la legge e secondo le prove, e che poi colleghi anche la scienza, il cuore e l'agire, perché se non mettiamo la scienza, il sapere, quindi le prove, ma anche la legge che c'è, che non ci si metta la mano sulla coscienza e che ci sia una prova concreta di questo, non avremo una vera giustizia. Per noi è importante perché vuol dire sì, le aziende sono libere, però non devono dimenticare il valore che hanno per una società, non dobbiamo sempre decidere il lavoro o la salute, le due cose devono andare assieme per noi e anche per le generazioni future. Seconde case in montagna, al setaccio della Guardia di Finanza, a caccia dei furbetti dell'IMU, cioè di chi acquista un alloggio e per non pagare l'imposta trasferisce fittiziamente la propria residenza tra le Dolomiti. All'ombra delle Tre Cime era capitato poco meno di un anno fa, quando le Fiamme Gialle intercettarono 43 proprietari di casa fintamente residenti nelle terre alte. Stavolta il numero di chi aveva ottenuto i benefici fiscali è più che triplicato. Si parla di 130 persone, sarebbero i falsi residenti che arrivano da diverse province del Veneto, scoperti dalla Guardia di Finanza della tenenza di Auronzo. Insieme a loro anche 20 titolari di aziende dei settori turistico-alberghiero e dell'occhialeria. Complessivamente i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria ha accertato un'evasione di IMU pari a 850.000 euro a fronte di una base imponibile di oltre 120 milioni. Ha un volto il giovane che martedì sera ha lanciato un sasso contro un'auto in corsa sulla Castellana nel Trevigiano. Ci tengono che sia proprio il bambino a venire a chiedermi scusa di persona. Chiaramente loro l'hanno già fatto come genitori, ma anche questa cosa significa un voler insegnare la responsabilità e le conseguenze anche di quello che si fa. Lei è pronto a perdonare? Assolutamente sì. Ripeto, questa telefonata mi ha lasciato spiazzato e senza parole. Nel tempo di 24 ore quella che è stata una tragedia sfiorata è diventata una storia quasi a lieto fine. A farsi avanti con papà Diego Tiveron è stato un altro padre, quello del 13enne che martedì sera ha scagliato contro l'Audi dell'uomo un sasso mentre stava percorrendo la Castellana, mandando in frantumi parte del parabrezza. Sono da poco passate le 18, Tiveron è alla guida della sua auto, sui sedili posteriori le due figliolette di 3 e 7 anni, a bordo strada quello che sembra un ragazzino fermo in sella alla sua bici gialla. Poco prima di passargli accanto ho visto che ha allungato il braccio verso il centro della strada e ho sentito un forte botto sul cristallo anteriore. Sono riuscito ad accostare senza sbandare, mi sono fermato, ho visto la bici che scappava e quindi ho provato a fare inversione per
correre dietro a questa persona, a questo ragazzo, almeno per capire la motivazione e fargli vedere cosa aveva combinato. Il giovane si dà alla fuga con il 37enne che lo segue passo passo con la macchina. Con il vetro aperto io continuavo a urlargli di fermarsi, che aveva fatto un disastro. Il ragazzino si ferma all'altezza di un negozio dove inizialmente interviene anche un secondo uomo. Quando gli è stato chiesto di chiamare i suoi genitori ha negato, insomma, ha preso ancora di più paura, allora io a quel punto ho detto: va bene, sai cosa c'è? Chiamiamo i carabinieri e poi vediamo. A quel punto lui ha preso la bici ed è scappato via. Tiveron lo lascia andare, la sua priorità è quella di tranquillizzare le figlie, ma una volta a casa condivide sui social quanto accaduto, dando un breve identikit del giovane. Tra solidarietà e sdegno, dopo poche ore si fanno avanti i genitori dell'autore del gesto, sono mortificati e presto quindi ci sarà un chiarimento. Per papà Diego tanto basta per tirare un sospiro di sollievo. Ci sono genitori che sanno educare. E quindi non sporgerà querela? Non sporgerò denuncia, c'era l'intenzione di andare a fare denuncia, ma ho deciso di non farlo. Da domani mattina il Veneto sarà interessato da venti di notevole intensità. Alla luce di queste previsioni, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sulla costa e la pianura, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme seconda dell'intensità del vento. Lo stato di attenzione è dichiarato dalle 8 di domani, venerdì 14 febbraio, alla mezzanotte del 15 febbraio. Oggi a Padova l'inaugurazione dell'anno accademico, un appuntamento importante per la comunità scientifica e per gli studenti. Quest'anno numero record per gli iscritti. E con uno sguardo curioso, responsabile e rivolto al futuro, dichiaro aperto l'803° anno accademico dell'Università di Padova. Compie 803 anni e nonostante la sua lunga tradizione sa ancora essere visionaria e proiettata al futuro. Così la rettrice Daniela Mapelli inaugura l'anno accademico dell'Università di Padova con un discorso che parte da un appello al valore della responsabilità e che mette in luce i numeri in crescita dell'Ateneo. Questo è un anno record per le immatricolazioni, sono oltre 23.800, in totale gli iscritti invece sono 75.000, a crescere sono gli studenti stranieri iscritti a Padova che sono circa l'11%. Gli obiettivi sono parecchi. Stiamo per scrivere la seconda parte del piano strategico, abbiamo terminato tutto quello che ci eravamo ripromessi, ma se posso riassumerlo in poche battute, di sicuro puntiamo sempre di più all'internazionalizzazione. Questo è un mantra che io ripeto da anni: internazionalizzazione a 360 gradi, quindi stiamo sempre più internazionalizzando il nostro corpo docente, ma anche internazionalizzazione per quanto riguarda gli studenti che provengono da altri paesi del mondo. Ospite d'eccellenza la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha puntato il suo intervento sull'importanza della ricerca e sui progetti che vuole esporre alla ministra Bernini nel suo prossimo incontro. Mi sentirei di dire, la rincontrerò, proprio perché stiamo lavorando su una mozione per la ricerca pubblica italiana. Mi sento di dire che bisogna innanzitutto in questo Paese migliorare le regole, le procedure e le valutazioni della ricerca e dei progetti di ricerca, affinché tutti, giovani e meno giovani, sentano di poter competere ad armi pari, che non ci siano vie privilegiate. Questo è quello che distrugge la fiducia. Durante l'intervento la rappresentante del Consiglio degli Studenti Emma Ruzzone ha criticato i tagli del governo e alla fine del suo discorso si è tolta la camicia che simboleggia la repressione e le sconfitte degli studenti italiani. La storia ci insegna a leggere i segnali, anche quando si presentano in modo diverso, ma se qualcuno proprio non vuole coglierli, davvero ci chiediamo: è necessario vedere le camicie nere in giro? Oggi io indosso questa perché l'occasione richiede formalità, ma se proprio serve parlare il linguaggio dei simboli, facciamo che me la tolgo. Credo che molti in questo paese dovrebbero sfilarsela per davvero. Dopo i discorsi, il momento tradizionale della goliardia e l'omaggio della gallina alla rettrice. Sì, era già prodotto. Sì, ma ero dato dei bacini, si è tranquillizzato.
Che sia un anno prospero. La Regione tira dritto, respinge la richiesta di sospensione e in Val Brenta cresce la preoccupazione per il progetto di costruzione di una centrale idroelettrica in località San Gaetano. Fa morire il Brenta, tuonano dalla vallata. Salviamo il fiume, è un grido di dolore, quello che si leva dalla vallata, un grido di dolore per proteggere il Brenta, un grido di dolore che a Venezia proprio non vuole essere ascoltato. Ivan Pontarollo, da sempre in prima linea nella tutela e valorizzazione della Val Brenta, è molto preoccupato per quanto potrebbe accadere se venisse realizzata da un privato la centrale idroelettrica in località San Gaetano. Togliamo acqua a un tratto di fiume importante per la nostra economia locale, ma anche per l'ambiente e la fauna ittica che c'è in questo tratto, curata molto bene dal bacino acqua fiume Brenta. Togliamo un'economia e un'attività sportiva importante che ha portato 3 medaglie olimpiche d'oro e l'ultima anche qui a Parigi di Gigi Renaro e uno di bronzo di Ferrazzi. Togliamo anche la possibilità di imbarco ai 50.000 ragazzi all'anno che vengono qui a fare attività sportiva e didattica sull'ambiente fluviale. La diga porterebbe ad una riduzione in questo tratto della portata del fiume e il rischio per l'ambiente, le attività sportive ed economiche è troppo elevato, tuona Pontarollo, e così la battaglia è portata avanti anche nelle aule di giustizia. Abbiamo fatto ricorso al Tribunale Superiore Unico delle Acque perché la Regione ha fatto evitare l'impatto la valutazione di impatto ambientale alla ditta proponente. Noi ci siamo opposti, ma nonostante tutto abbiamo avvisato anche la Regione e qui faccio intervenire direttamente Luca Zaia se ci tiene tanto a noi veneti e anche al nostro territorio. La Regione va avanti con l'iter procedurale e questo noi fa molto male nonostante avessimo avvisato gli uffici preposti. Non vi fermate comunque? Assolutamente no, impugneremo anche eventualmente il provvedimento finale e ci batteremo fino in fondo, ma io esorto anche la Regione che metta quel vincolo che aveva chiesto il Consiglio regionale qualche anno fa, che poi la Giunta non ha più fatto regole. Che vincolo? Un vincolo su questo tratto di fiume che è l'unico navigabile in tutta Italia e non solo. Perché venga preservato? Perché è preservato per tutta quell'economia e quello sport che si fa attorno a questo tratto. E anche il comune di Val Brenta si dice preoccupato per il futuro del fiume ed è pronto a proseguire la battaglia. Più si procede, più è difficile fermare un'opera che se dipendesse da noi non faremmo. Noi l'abbiamo detto sempre scherzando, nessuno magari è contrario alle pale eoliche, però magari messa in piazza San Marco, per noi il Brenta in quel tratto è piazza San Marco, abbiamo medaglie olimpiche, abbiamo un'attività di canoa importante e abbiamo un'attività di rafting che crea lavoro e diciamo che l'iniziativa della Regione mira a garantire sostanzialmente una quantità d'acqua legata alle competizioni, ma noi abbiamo bisogno della vitalità del fiume per i nostri territori, quindi il nostro è sempre stato un grido d'allarme finora inascoltato e quindi crediamo che ove possibile noi la battaglia la faremo fino in fondo. Voltiamo pagina, il cavallo colossale di Antonio Canova dopo 50 anni esce dai magazzini del Museo Civico di Bassano della Grappa per un importante intervento di restauro. Il cavallo colossale di Antonio Canova, tra le opere più grandiose, unica al mondo per imponenza ed eccezionalità, dopo 50 anni esce finalmente dai magazzini del Museo Civico di Bassano per un importante intervento di restauro che la riporterà al suo antico splendore. Restituiamo al mondo intero una delle opere principali del Canova, da tanti anni all'interno dei magazzini del Museo Civico. Oggi parte ufficialmente l'operazione di restauro che vedrà entro
6 mesi ovviamente la consegna dei lavori, la prima mostra a Milano e poi il ritorno qui a Bassano del Grappa nella primavera del 26. Il cavallo colossale fu realizzato da Canova tra il 1819 e il 1821. Donato al museo da Giambattista Sartori Canova, resistette ai bombardamenti del 45, fu smontato alla fine degli anni 60 per finire nei depositi. Rimase esposta soltanto la testa, a memoria dell'eccezionale valore storico e artistico dell'opera. È un percorso bellissimo, complesso, perché è un restauro che prevede un grado di complessità anche strutturale e poi dopo di restauro conservativo notevole, quindi sarà un'operazione assolutamente spettacolare. 150 pezzi da mettere insieme, un puzzle prezioso che dovrà essere ricomposto su una struttura in grado di reggere le misure imponenti del cavallo. Verranno scansionati in 3D sulla parte esterna e interna e questa scansione porterà a un volume perfetto, di modo che gli ingegneri potranno progettare la struttura che servirà per reggere il tutto dell'opera. Un intervento del valore complessivo di 340.000 euro che vede la sinergia tra pubblico e privato per un progetto che riconsegnerà alla città un'opera straordinaria di Antonio Canova. E con queste immagini si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Vi lascio naturalmente alla sigla e le previsioni del tempo. Arrivederci.